Lucio Gianni del Grande Nord, Partito dei Veneti, buonasera. Buonasera Gianni. Buonasera. Andiamo da Lucio Gianni, che tra l'altro è emiliano, no Gianni? O sbaglio? No, sono Ciusotto. Ah, no, niente, chiedo scusa. Ciusotto puro sangue, salvato spesso dal baby Mose. Diciamo che noi abbiamo la fortuna di avere questo prototipo di Mose che è stato messo in utilizzo proprio quando io ero vice sindaco a Chioggia nel 2010, che salva Chioggia dalle alte maree fino ai 130 dal livello del mare. Quindi diciamo che tante alte maree che coprono Venezia, che coprono San Marco e forse le parti più basse di Venezia, Chioggia è salvata. Chiaramente quello di martedì scorso e i successivi, il baby Mose non ha potuto proteggerle e quindi anche Chioggia ha avuto dei grossi danni. Quindi io vorrei ricordare, come spesso anche Brugnaro accennava, Venezia è Venezia, chiaramente la capitale dell'arte, della cultura, ci sono i veneziani, come ci sono i veneziani ci sono i pelestrinoti, ci sono i ciosoti, ci sono quelli abitanti del Polesine, perché abbiamo i pescatori del Polesine che su 70 cavane ne hanno perse 50, distrutte, rase al suolo. Possiamo parlare di Pellestrina devastata. Pellestrina ci sono stati disastri, un pescatore è venuto dove lavoro a comprare della rete, gli ho chiesto come va, mi ha detto che aveva 3 barche, le ha perse tutte e 3 e ha passato la notte a bordo della barca con il vento che soffiava al buio completo, perché loro sono rimasti anche senza luce, quindi è stato un grandissimo disastro. Scusi, una domanda solo ancora, ma il baby Mose con 1,87 diciamo? No, fino a 1,30, fino a 1,30, perché cosa hanno fatto? Il Consorzio Venezia Nuova, mentre lavorava, mangiava, non si sa bene, col grande Mose, ha fatto dei lavori di alzamento di quelle che sono le rive esterne, quindi riva Canal Lombardo e riva San Domenico, dove non ci sono case, non ci sono fondamenti, hanno potuto alzarle. Il canale interno, quindi Canal Vena, dove ci sono tutte le case, il fondamento non poteva essere alzato chiaramente e si è pensato di fare queste 2 paratie, che chiaramente sono 2 paratie di 3 metri, che vengono alzate e chiaramente proteggono fino a quando c'è la tenuta anche delle rive esterne. Ma funzionano però? Funziona, fino a 1,30 funziona e vi garantisco che funzionano anche le pompe, fra l'altro, perché io mi ricordo, dicevo, ero vice sindaco proprio quando sono state cominciate a utilizzare e a parte che c'è stato nelle prove un piccolo tsunami perché a un certo punto l'hanno alzate, hanno provato a buttarle giù e quindi è arrivata l'ondata, mentre un'altra volta hanno lasciato che l'acqua coprisse il centro storico, hanno alzato le paratie, hanno messo in moto le pompe, sembrava la pubblicità e a prosciugare il canale, perché proprio, quindi diciamo che noi a Chioggia fino a 1,30 m siamo stati salvati dal 2010 fino ad oggi. Chiaramente quelle superiori a 1,30 m anche noi siamo soggetti ai disastri e a tutte le conseguenze. Diciamo che qui mi hanno preceduto tutti quanti, quindi diciamo spunti ce ne sono tantissimi. Assolutamente. Io però vi racconto un aneddoto. Nel 2014 ero assessore provinciale e arriva il vicepresidente della Camera, onorevole Di Maio, a Mira, e su una conferenza, un convegno sull'anticontraffazione, no? Ci presentano, era quel periodo in cui non si capiva tra la provincia di Venezia se restava provincia, città metropolitana, quindi in quel periodo la provincia di Venezia non era né carne né pesce, non poteva partecipare alle riunioni delle province perché non era più provincia, non era ancora creata città metropolitana, quindi lì mi hanno presentato, ho fatto una chiacchierata con l'onorevole Di Maio e ho presentato il problema, lui mi ha detto guarda se ci sono degli onorevoli veneziani che presentano delle proposte per chiarire la questione, io sicuramente vi aiuto e questo è il mio numero di telefono personale diretto, chiama quando vuoi. Non mi ha mai risposto, non ha mai risposto né alle chiamate, non ne ho fatto tante, ne ho fatto un paio, non ha risposto né alle chiamate neanche ai WhatsApp, niente. Quindi questa già nel 2014 Di Maio cominciava a dimostrare quello che sarebbe stato. Si diceva
che è un partito, non è un movimento. Secondo me non è né un partito né un movimento, è un caravanserraio e sta dimostrando adesso il nulla che di una massa, di una realtà meridionalista. E io mi ricordo, l'ho già ricordato in un'altra trasmissione, l'ho visto proprio nascere i primi spunti dei 5 Stelle quando si chiamavano ancora grillini, sono nati soprattutto nella zona di Rimini. Io ho letto quel periodo, avevo letto tutti i libri di Grillo, quindi diciamo che l'ho seguita la nascita di quello che poi è diventato i 5 Stelle. Oggi 5 Stelle è una realtà assolutamente che deve sparire, difatti si sta dimostrando che sta finendo l'asse e quindi la curva di discesa iniziata sparirà, mi auguro che sparisca presto, perché persone che ridono delle disgrazie di una regione al di là di una città come Venezia, tralasciamo quello che è Venezia, che rappresenta Venezia, di una regione i cui abitanti, i cui cittadini si sono sempre dimostrati prodighi di andare ad aiutare qualsiasi paese, regione di questo paese che era in difficoltà. Allora, se queste persone ci ridono, ci dicono che noi mangiamo i soldi, che noi vogliamo l'autonomia, però poi pretendiamo i loro soldi, ma allora io dico, ma signori, lasciateci andare al nostro destino. Se siamo così disgraziati che vi rubiamo i vostri soldi a Napoli e al Meridione, ma lasciateci andare al nostro destino. E questi giorni qualcuno ha scritto lì sui messaggi che è da quando c'è il Movimento 5 Stelle che c'è l'odio. Non so se il Movimento 5 Stelle ha incrementato questo odio tra le due o le tre Italie che esistono, perché di fatto noi sappiamo che l'Italia è un paese, perché la natura ha creato un paese a nord delle Alpi, tutto attorno al mare, però di fatto non è mai stato un popolo, perché ci sono tantissimi popoli messi insieme. Allora, se in questo periodo è aumentato l'odio, questa è un'ulteriore dimostrazione che noi non possiamo più continuare ad alimentare lo stesso Stato unico. Dobbiamo pensare a uno Stato confederale, dobbiamo pensare a un cambiamento, a qualcosa di diverso, perché niente è stabile, lo sta dimostrando Venezia con il referendum, con Mestre, niente è stabile. Qualcuno diceva che il sindaco di Venezia non può essere il sindaco della terraferma, ma il sindaco di Venezia è anche il sindaco della città metropolitana, non so, allora l'assurdità che chi è votato a Venezia poi rappresenti tutta la città metropolitana. È chiaro che strigo perché, ma poi ci torniamo. penso di avere altre occasioni. Allora, c'è una data di inizio.